Poppolita, Poppolita, te l'ha messo piano piano. Poppolita, Poppolita, all'ultimo secondo te l'ha messa là. Ma quanti pali che m'ha pigliato, che sta stagione sono 23, con quel di Koulibaly sono 24. Ma ciao a tutti amici, da Napoliello 87. È vero che giochiamo bene, ma quanto concediamo all'Udinese? Abbiamo concesso tanto. Madonna, ma come si fa? Ogni tanto ci addormentiamo, cioè il Napoli ogni tanto c'ha quel blackout e si addormenta. Non è possibile che concediamo il gol all'Udinese. E poi un contropiede dove si trova solo Koulibaly con i due difensori. Ma come si fa? Come si fa? È vero che l'obiettivo l'abbiamo centrato, ma vogliamo giocare o no? Ci vogliamo svegliare? Mamma mia, ma se non era per Politano, quel gol all'ultimo, che Gattuso l'ha messo dentro, meno male, trova il suo primo gol, ci fa vincere la partita, perché alla fine diventa fondamentale. Come ha parato Musso che quel pallone è andato sulla linea, perché se andava sul 2-0 il Napoli era chiusa la partita. Insomma, c'è da dire che l'Udinese ha fatto un'ottima partita, complimenti all'Udinese che se l'è giocata, però abbiamo concesso noi perché siamo stati stanchi. Ma Zielinski, ma parlare di Piotr Zielinski, la qualità di Zielinski a centrocampo e di Fabian. Quando c'erano loro, fino a quando c'erano loro, il Napoli ha concesso poco, ha preso un palo, ha fatto la partita, poi sono entrati Elmas e l'altro, non mi veramente chi è Allan, e il Napoli praticamente si è un po', cioè non è sembrato più lo stesso Napoli, abbiamo concesso all'Udinese, però poi il Napoli non ci sta, perché Gattuso mette dentro Politano e piano piano la mette nell'ano, cioè proprio all'ultimi minuti, cioè proprio all'ultimo minuto ha fatto gol, mamma mia, meno male, no poche fortune, che cacchio, perché 23 pale stagionali, cioè veramente clamoroso. Tu ti rendi conto se almeno la metà di quei pali che abbiamo preso fossero stati gol, il Napoli a quest'ora non lo so, magari quarti no, ma quindi sicuramente magari staremo lì a lottarcela con la Lazio per il quarto posto, ma stiamo scherzando, teniamo proprio una seccia un gol, una ciotta un gol, che alcuni ci stanno un gol, forse il Juventino, sto pazzando, comunque un Napoli che mi è piaciuto, però dopo i cambi, ripeto, dopo l'uscita di Zielinski dal campo e di Fabian, e con le entrate di Elmas e Allan, mi aspettavo più copertura in fase difensiva, in fase mediana, perché comunque devono fare da mediano a coprire la difesa, invece abbiamo lasciato spazio all'Udinese dove ci ha fatto male, e stava pure per fare il 2-1, l'Udinese, se non era passando Koulibaly, che l'ha messa lì sul palo, ogni tanto un palo, un front, però buono, ogni tanto un palo, però buono, cioè che non ci porta male, un palo che non ci porta male, perché tanti pali non ci hanno fatto vincere, questo palo qui ci ha fatto vincere, perché praticamente potevamo parlare di una sconfitta se il pallone entrava, invece così non è stato, è entrato dopo da parte di Politano. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, venite sotto il video di Napoliello 87 e cantate insieme a me Poppolita, Poppolita, ma quanti pa ha preso stuna, Poppolita, Poppolita, te l'ha mis chianucchia. Ma ciao a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Napolese!